Quello è uno dei più famosi buchi neri della città, quindi sapere che c'è un privato che ha voglia di investire del denaro per riqualificare e bonificare quell'area là, credo che sia nell'interesse della città. Quel buco nero è il bastione del castello e nell'epoca recente del gasometro Camuzzi. Area rimasta in funzione fino alla fine degli anni Ottanta con gli uffici di riscossione, oltre naturalmente al centro di stoccaggio e ad altre infrastrutture. Poi doveva diventare un parcheggio interrato ed ora grazie al privato Alcide Setten potrebbe riconvertirsi in una cittadella nella città, quasi un ricordo dell'antico castello veronese divenuto poi Santa Barbara sotto Napoleone e gli austriaci. Tutto al condizionale, in particolare dopo la bocciatura della sovrintendenza al progetto presentato dal privato, che prevede abitazioni, ma anche uffici e spazi commerciali ed una quota, chiamiamola sociale, puntata al co-housing per anziani. Insomma, una proposta seria da svariati milioni di euro che però non è piaciuta all'organo di controllo sui beni storici. Il primo a rammaricarsi è il sindaco Conte che specifica: io rispetto assolutamente il giudizio della sovrintendenza, con la speranza che il progettista e il privato che ha voglia di investire in città non si demoralizzi, ma portino dei correttivi. La trasformazione dell'ex Cuore e l'addio alle corriere all'ex Siami ci impongono scelte importanti, anche il progetto del bastione, con tutti i progetti in una delle porte principali di accesso al cuore della città, che dovranno tenere conto anche di un altro passaggio epocale. A giorni infatti Camera di Commercio firmerà il preliminare con fondazione per lo spostamento alla Piani, con conseguente ripensamento del palazzo di Piazza Borsa. Anche qui le cose pare siano già avanti sul fronte progettazione, con qualche desiderata che pare sarà già esaudito. Sfondare verso i giardinetti sarebbe un progetto che a me piace molto, anche perché darebbe ampio respiro a quei giardinetti che tutt'oggi risultano a volte problematici. Quindi noi siamo a disposizione, anche se c'è da investire delle risorse per riqualificare quel quadrante e aiutare a incentivare i privati a venire a Treviso.